Per l'omicidio preterintenzionale di Scimpetto Minaga è stato condannato solo Samuele Battistella. Per Daniele Vedam e Abdallah Jouma è caduta l'accusa di concorso morale. Sono stati assolti quindi dal reato più grave e condannati per le lesioni aggravate ad Alexander Petrov e Giuseppe Venturini. Così ha deciso il giudice per l'udienza preliminare Roberta Paviotti, oggi nel giudizio abbreviato. Il GUP ha accolto quasi in pieno la richiesta del pubblico ministero, Laura Collini, per Samuele Battistella, condannato a 12 anni di reclusione, in luogo dei 12 anni e 4 mesi richiesti dal pubblico ministero. Per Daniele Vedam e Abdallah Jouma la condanna inflitta è di 2 anni di reclusione. Per tutti e tre non c'è la sospensione condizionale della pena, stabilita una provvisionale complessiva di 200.000 euro per Battistella in favore della moglie, del figlio e del fratello di Scimpetto Minaga e di Giuseppe Venturini, l'amico di Tominaga aggredito da Vedam e Jouma nelle fasi concitate dopo il colpo al volto di Scimpei, sferrato da Battistella all'interno del buonissimo kebab. Tutto era cominciato in via Sarpi davanti all'Osteria Teresina e al Bed and Breakfast Sarpi 21 nella notte tra il 21 e il 22 di giugno del 2024. 2 operai ucraini incrociano i 3 ragazzi che li aggrediscono e ad avere la peggio è Alexander Petrov, che grazie anche all'aiuto di una passante riesce a fuggire dalla furia degli aggressori e corre a chiedere aiuto e riparo in via delle Pelliccerie, infilandosi nel buonissimo kebab. Tominaga era lì adagiato al bancone in attesa di ricevere la consumazione ordinata, chiede ai ragazzi di finire lì e andare via. Battistella gli si avventa addosso e lo colpisce al volto. La procura aveva puntato sull'omicidio preterintenzionale per tutti, considerando il concorso morale per Vedam e Jouma e materiale per Battistella. La difesa dei 2 coimputati di Battistella ha sempre sostenuto che il concorso non fosse contestabile, in forza anche di una pronuncia del Tribunale del riesame che in sede di esame del ricorso per la scarcerazione di Vedam e Jouma si era già espresso in tale direzione escludendo il concorso morale. Analoga posizione era stata assunta dalla Cassazione nel ricorso contro la pronuncia del Tribunale della Libertà presentato dalla Procura di Udine. Nonostante tutto, il pubblico ministero ha mantenuto la linea del concorso, ma la tesi non ha retto davanti al GUP. Non si esclude che la Procura possa presentare appello dopo la lettura delle motivazioni, che saranno rese note entro 90 giorni.